Ciao a tutti, anche questo 2023 è stato un anno piuttosto impegnativo, un anno di lavoro importante che ci ha visto presenti e protagonisti in tutti i tavoli di trattative, sia nell'ambito del settore pubblico, sanità, enti locali, ma anche della sanità privata e del terzo settore. Il nostro ambito vive un periodo di profonda crisi, soprattutto per quanto riguarda la sanità e tutte le attività che si collegano ad essa nell'ambito del terzo settore oppure delle case di riposo. Soprattutto per la crisi di vocazione da parte dei giovani che scelgono sempre meno di frequente di fare l'infermiere o anche l'operatore sociosanitario. Siamo molto preoccupati anche rispetto alle politiche che ha messo in atto questo governo, in particolar modo con l'ultima legge finanziaria, con questa manovra sulle pensioni, e anche per quanto riguarda gli investimenti che vengono fatti in sanità ma anche nel settore del sociosanitario. Non è escluso che nei prossimi mesi proseguano le iniziative di lotta che ci auguriamo siano unitarie a livello centrale, quindi attendiamo anche quelle che sono le valutazioni che verranno fatte a livello di confederazione. Per quanto riguarda la nostra organizzazione, come è noto sono stati rinnovati i vertici a livello nazionale, mentre nel nostro territorio siamo abbastanza soddisfatti perché stiamo crescendo in tutti gli ambiti, sia di sanità pubblica e privata, ma anche di enti locali e di terzo settore. Un'ultima cosa, siamo stati tutti profondamente toccati e segnati dalla tragedia e dall'omicidio della giovane Giulia. In quei giorni l'enfasi mediatica che è stata data è stata anche amplificata dal periodo, perché dopo pochi giorni veniva celebrata la giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne. Come ogni anno, il 25 novembre abbiamo istituito il posto occupato anche all'interno della nostra sede per ricordare Giulia e tutte le 111 vittime di femminicidi che ci sono state nel corso di questo 2023. Abbiamo deciso una cosa, abbiamo deciso che quel posto occupato non sarà solo occupato quel giorno, ma verrà occupato tutto l'anno, per cui quella sedia resterà nei nostri uffici, nella nostra sede, per ricordare tutte le donne assassinate barbaramente dalla follia omicidia dell'uomo. Ecco, questo credo che sia importante e ritenevo giusto dirlo. A voi e alle vostre famiglie i migliori auguri di un buon 2024.